Grazie mille Stefania e ci tengo innanzitutto a ringraziare tutti voi degli istituti per questa bella occasione di aggiornamento che vale diciamo sia per chi interviene sia per chi ci segue e interagisce, quindi vi ringrazio dell'opportunità. Oggi cercherò di provare a rilanciare con voi e a discutere alcune domande che mi sono arrivate lavorando appunto nel dottorato di storia a Bari da una serie di insegnanti con i quali abbiamo collaborato soprattutto durante il periodo della pandemia. Queste domande riguardavano fondamentalmente la possibilità di continuare a lavorare con la didattica laboratoriale anche in questo periodo. Abbiamo sviluppato alcune proposte, ne abbiamo discusso e oggi provo diciamo a tirare un po' le somme, farvi vedere alcune delle cose che abbiamo fatto che sembra che possano funzionare e a discutere con voi se vi pare che possano essere adatte o adattabili al vostro contesto. Quindi inizio condividendo un PowerPoint che utilizzerò un pochino come guida, poi in realtà vedrete che via via passeremo anche al di fuori del PowerPoint. Si vede? Tutto a posto? Sì, va bene. Allora, innanzitutto una premessa. Come vedete inizio parlando di adattamenti ed espansioni della didattica laboratoriale. Questo perché in realtà non mi occuperò di che cosa sia la didattica laboratoriale, di come impostare un laboratorio, ma cercherò di affrontare il problema di adattarlo ad un nuovo ambiente. La pandemia ci ha in un certo senso costretti a spostarci in un ambiente che prima non frequentavamo, quantomeno non lo frequentavamo con l'intensità con la quale questo avviene adesso nel contesto appunto della didattica a distanza. Allora, dall'idea dell'ambiente digitale passiamo all'idea dell'adattamento. Questo perché fondamentalmente è di partenza per non pensare che l'ambiente digitale debba essere qualcosa che subiamo nel momento in cui il contesto ci richiede di muoverci al suo interno. L'ambiente ci pone sicuramente delle sfide che però possono rappresentare anche delle occasioni, se volete, di evoluzione in un certo senso. Quindi questa è un po' l'ottica con la quale vorrei ragionare. Ciò ovviamente non toglie che se nel corso della nostra conversazione vogliamo fare alcune considerazioni in generale sulla didattica laboratoriale, assolutamente sono ben disponibile. Parleremo però appunto fondamentalmente di come cercare di trasporre i laboratori nell'ambiente digitale, come diceva Stefania, a partire da qualcosa di molto semplice come i documenti condivisi di Google, anzi vedrete tra poco che partiremo ancora un pochino prima, cioè l'utilizzo dello strumento computer, tablet o smartphone. Dopodiché ci concentreremo su alcune espansioni, quindi che cosa mi può dare l'ambiente digitale come docente e come studente che al di fuori di questo ambiente non avrei. Cercherò di organizzare questa esposizione grosso modo in due parti. Nella prima vi farò vedere come ho cercato di adattare un bellissimo laboratorio del quale è autore Enrico Bacchetti sulla diga del Vajont, quindi abbiamo anche la possibilità, innanzitutto spero di non essere venuta meno allo spirito del laboratorio e che ecco, l'autore si riconosca nel lavoro che ho fatto, ma anche di chiedergli delucidazioni ulteriori. Nella seconda parte invece vi farò vedere due lavori che abbiamo sviluppato con Historia Ludens, uno un laboratorio del professor Brusa che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare la settimana scorsa e un altro invece è un laboratorio che è nato nell'ambito della cattedra Jean Monnet dell'Università di Bari. In questo modo procediamo per diversi livelli, diciamo così, di complessità dello strumento digitale, ma vedrete che in realtà dovrebbe essere tutto abbastanza semplice. Per qualunque cosa interrompetemi, chiedete e torniamo indietro. Quindi sì, l'idea di fondo è quella di ricostruire le nostre dinamiche laboratoriali nell'ambiente digitale. L'ultima premessa che vi faccio è che in tutti quanti i casi oggi vi presento laboratori che prevedono una collaborazione tra gli studenti, quindi non solo laboratorio
laboratorio, ma anche apprendimento collaborativo. È doveroso in quanto potremmo avere comunque dei laboratori che i ragazzi svolgono individualmente. Se avessimo voluto concentrarci su questo tipo di laboratorio, le proposte tecniche che vi avrei fatto sarebbero state proposte diverse. Dal momento che però uno degli aspetti forse più difficili in questa situazione di pandemia è continuare a mantenere le relazioni e le collaborazioni all'interno della classe, ho cercato di rispondere a quelle domande che mi sono arrivate in questa direzione. Principi di fondo, se volete, guida che penso ci possano aiutare. Innanzitutto prenderci il nostro tempo, come insegnanti, ma prendersi il proprio tempo anche come studenti, per prendere confidenza, per sentirsi tranquilli nell'utilizzo degli strumenti digitali. Siamo già abituati a svolgere gli esercizi prima di attribuirli ai nostri studenti, a provare i laboratori prima di proporli. Anche per quanto riguarda la strumentazione digitale, chiaramente abbiamo bisogno, e non c'è niente di male in questo, di sentirci a nostro agio. A volte tendiamo a pensare che i ragazzi siano già a loro agio con lo strumento digitale, si parlava fino a qualche tempo fa di nativi digitali. Ora questo concetto è stato un pochino messo in discussione perché ci si è resi conto che i ragazzi sono immersi in un mondo digitale che spesso non padroneggiano. Se avremo tempo, proprio alla fine, mi piacerebbe dire due parole su un'attività che non ho inserito nella conversazione di oggi, ma alla quale ha accennato il professor Brusa, cioè quella delle carte su Scratch, perché Scratch ha qualcosa di particolare in quanto ci fa entrare in modo molto semplice per chi a scuola non si occupa di programmazione nei linguaggi di programmazione, quindi nel creare i programmi, nello scrivere, diciamo così, i programmi. Lasciando però da parte questo per ora e chiudendo questa piccola parentesi, ciò non toglie che non dobbiamo sopravvalutare il punto di partenza dei nostri studenti. Dal punto di vista generale è ancora più importante rispetto al laboratorio analogico o in presenza fisica, se volete, di quanto, appunto, ancora più importante di quanto non sia nel caso del laboratorio analogico, riuscire a focalizzare e suddividere gli obiettivi. Anche qui non si tratta di un principio nuovo. In qualunque attività didattica che andiamo a costruire siamo abituati a circoscrivere, chiarire e cercare di isolare gli obiettivi in modo tale da poter fare un'autovalutazione innanzitutto del nostro lavoro. Bene, quando siamo in una situazione di distanza fisica che tuttavia in alcuni casi in questi mesi è diventata di una vicinanza anche più stretta, se volete, tra studenti e docenti. Penso che molti di voi abbiano fatto l'esperienza di dare l'email o perfino il numero di telefono su WhatsApp in questi mesi e si sono trovati magari sì, distanziati di più fisicamente, ma più vicini ai ragazzi, nel senso che sono saltate delle distinzioni di spazio e di tempo, per cui le domande famose in asincrono arrivano magari in tutti i momenti e c'è bisogno anche qui di insegnare ai ragazzi la gestione del tempo. In storia ci occupiamo di tempo passato, ma come docenti ci occupiamo assolutamente anche di tempo presente. Gestire l'attesa è qualcosa di estremamente difficile per i ragazzi, soprattutto quando hanno appunto a disposizione degli strumenti di comunicazione invece diretta e immediata. Dunque, sapere bene qual è il nostro obiettivo e in che modo lo vogliamo svolgere diventa ancora più importante nel momento in cui l'ambiente nel quale proponiamo il laboratorio è un ambiente nel quale non siamo ancora pienamente a nostro agio, così come saremmo in presenza. A proposito del sentirsi a proprio agio, vale la pena di tenere presente che se per alcuni studenti, questo è stato studiato abbastanza ampiamente negli ultimi mesi, se per alcuni la possibilità di stare dietro uno schermo è rassicurante, al punto che si è parlato del rischio di un effetto capanna nel ritornare a scuola. Qualcuno l'ha visto anche nei mesi, la metà di settembre, l'inizio di ottobre, finché siamo stati in classe, ci sono stati ragazzi, soprattutto magari che passando dal primo anno fatto metà a distanza e metà in presenza, al secondo anno, che sono andati veramente in difficoltà di fronte ai docenti in classe.
Quindi alcuni ragazzi si sentono rassicurati dal fatto di poter parlare attraverso uno schermo. Attenzione però a non darlo per scontato, nel senso che per altri il fatto di esporsi di fronte ad una telecamera è un fattore di stress. Il fatto di permettere in un certo senso al docente di entrare nel proprio privato, nella propria stanza, e così ai compagni, attenzione, perché se io mi connetto e faccio vedere la mia stanza, la faccio vedere magari ai compagni di classe con i quali mi trovo in gruppo, che non sono quelli che avrei invitato nella mia stanza. Non abbiamo spesso avuto tempo di pensare a questi aspetti, mentre chiaramente ci siamo trovati in una situazione di emergenza e abbiamo fatto il meglio che potevamo, riuscendo in tante circostanze a mantenere in piedi il nostro lavoro. In questo momento però, fermandoci a pensare, dobbiamo cercare, ecco, di prenderci il tempo di tenere in considerazione anche questo. Accendi la telecamera, se il ragazzo non è preparato, e dico preparato anche a mettere uno sfondo come vi ho messo io questo pomeriggio prima di far vedere la stanza, può essere un elemento, diciamo così, disorientante. Infine, appunto, come vi dicevo, cercare di non subire l'ambiente ma di adattarsi significa anche dare agli studenti nei laboratori che facciamo in digitale qualcosa che possono imparare solo nell'ambiente digitale. Questo è gratificante innanzitutto per noi, perché se siamo forzati ad usare la didattica in digitale, la didattica a distanza fisica, solo ed esclusivamente perché in questo momento non possiamo fare altrimenti, la fatica che facciamo non è proporzionale al risultato che ne avremo. Se questa fase è sicuramente un momento di crisi, ma un momento di crisi trasformativa, evolutiva, come siamo abituati ad affrontarne diverse quando spieghiamo la storia, allora ecco che quello che andiamo a fare oggi, l'impegno e la fatica che ci mettiamo, possono essere utili anche in futuro. Il terzo laboratorio che vi presenterò questo pomeriggio ha una storia un po' particolare, nel senso che è un laboratorio che si sviluppa attraverso un gioco digitale, ma che è nato in presenza. I ragazzi lo facevano dal telefonino in classe, sulla LIM. Nel momento in cui diciamo, dovevamo avviare una sperimentazione più ampia con questo gioco, ci siamo trovati a dover lavorare a distanza. Quindi quello che abbiamo dovuto cambiare in realtà non è stato il gioco, che è nato già digitale, ma il contesto attorno che ci permetteva di proporlo agli studenti. Questo per dirvi che nel momento in cui ritorneremo in presenza, sicuramente quello è semplicemente un elemento con il quale abbiamo preso maggiore confidenza. Ecco, spero questo pomeriggio di proporvi qualcosa che possa avere senso una volta che sarà finita questa fase di emergenza e soprattutto di discutere con voi appunto della possibilità di non subire solamente questo momento. Una volta diciamo, mi trovavo ad un convegno con un accademico dei licei che disse un'espressione molto bella che mi ha colpito. Si parlava del lavoro flessibile e lui disse: flessibili sono le canne al vento che si piegano. Se noi abbiamo una certa cultura, permettetemi questo termine in senso lato, cioè uno sviluppo di pensiero critico, non siamo flessibili, siamo agili. Siamo capaci di saltare da un sasso all'altro senza bagnarci i piedi nello stagno. Allora, il nostro obiettivo cerchiamo di fare in modo che sia appunto questo. E veniamo a noi. Come si fa a rendersi più confidenti con l'ambiente digitale? Innanzitutto dobbiamo essere sicuri di riuscire a maneggiare i nostri strumenti e avere la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa che ha senso nel nostro agire educativo e che non è semplicemente un attendere che passi la burrasca. Vi ho messo questa fotografia perché se vi trovaste di fronte ad uno studente che non riesce a fare un saggio storico perché non riesce ad impugnare la penna per più di 10 minuti, perché ha una brutta impugnatura e gli fa male scrivere, cerchereste una soluzione. Non pensereste che il ragazzo semplicemente non può fare il saggio storico e allora fai qualcos'altro. Sappiamo benissimo tutto il discorso degli strumenti dispensativi e compensativi per i ragazzi che hanno disturbi specifici dell'apprendimento.
ma in questo caso mi riferisco ad una circostanza casuale nella quale uno studente non sa reggere bene la penna, d'accordo? Se ci sono insegnanti della scuola primaria, sicuramente all'inizio cercano di aiutare i bambini a reggere la penna il meglio possibile. Bene, la tastiera è una tastiera esattamente come quella del pianoforte che vi ho messo prima. Se voi sentite un musicista che suona con un dito solo, pensate che non sta sfruttando il suo strumento. Allora, l'impegno che noi mettiamo anche in una cosa banale, come insegnare ai nostri studenti che la tastiera si usa a 10 dita, che sia quella del pianoforte o che sia quella del computer, è un impegno che ci permette di renderli competenti e di dar loro la possibilità di utilizzare gli strumenti che appartengono al loro mondo. Davvero, anche banalmente, appunto, l'impegno per scrivere. Io ho avuto qualche anno di esperienza in una casa editrice e so quanto avere utilizzato lo strumento di scrittura digitale in modo proprio possa essere utile in tanti contesti, lavorativi e non. Faccio questo riferimento perché molte delle attività che sono state fatte più o meno attive in questi mesi hanno previsto un video e magari anche delle attività fatte dagli studenti, ma spesso e volentieri dei compiti che se sono stati scritti a penna. Non so quanti di voi hanno fatto l'esperienza delle fotografie su WhatsApp dei compiti mandati dagli studenti, o anche caricati, magari perfino su Classroom. Però, ecco, partiamo proprio dalla base. C'è uno strumento diciamo così, le sue funzioni e proviamo a sfruttarle. Se vogliamo lavorare e fare un laboratorio con i ragazzi, dobbiamo essere sicuri che i ragazzi riescano ad avere di fronte questa situazione, cioè ad aprire due schede e a tenerle parallele in modo tale da vederci da un lato e da poter lavorare su un documento dall'altro. Banale? Sì, ma se non glielo spieghiamo, fino a 15 giorni fa ho incontrato studenti universitari che non riescono a farlo autonomamente. Prendersi il tempo, 5 minuti, per farlo vedere. Vediamolo. Anziché condividervi lo schermo come era prima, vi condivido tutto il mio desktop, d'accordo? Concentratevi su questa parte. Apriamo una seconda scheda dove immaginiamo di aprire una conversazione su Meet. Il nostro studente, se utilizziamo Meet a scuola, partirà avendo aperto questa scheda e non l'altra, d'accordo? Ma è equivalente. Come vedete, io sono in un ambiente Macintosh, ma la stessa identica cosa la potete fare anche in un ambiente Windows. Innanzitutto dobbiamo assicurarci, e lo diciamo proprio ai ragazzi, che siano in grado di allargare e rimpicciolire la finestra del browser. Se non sono in condizione di farlo è perché la finestra occupa tutto lo schermo. Questo tasto qui lo riduce in Macintosh, il tasto con il quadratino che si trova in alto a destra in Windows, quello centrale, lo riduce appunto in un ambiente Windows. Si clicca e si prova. Sono in grado? Sì, perfetto. Tengo premuto e trascino fuori. Posso ingrandire quanto voglio. Mi rendo conto che alcune di queste indicazioni possono essere banali, le do però proprio per non darle per scontato e poi andiamo più velocemente su altro. Ora vi ricondivido invece la scheda, così la vedete più in grande, sulla quale stavamo lavorando. E andiamo avanti. Prof, va bene, ma io sono dallo smartphone. Quindi quello che mi ha fatto vedere a me non serve a niente. Attenzione, fino ad un certo punto, perché innanzitutto anche lo smartphone ha delle potenzialità che solitamente non utilizziamo perché non lo utilizziamo per lavorare, ma è in buona sostanza un piccolo computer che teniamo in tasca. Seconda caratteristica da tenere presente, lo smartphone si connette. Questa è una televisione da 42 pollici, questo è lo schermo del mio smartphone sul quale ho inserito sia la video chat che il documento di Google.
Questa qui è la mia televisione da 42 pollici del salotto con lo schermo dello smartphone proiettato. Molto spesso i nostri studenti non pensano che è vero che non hanno il computer, ma magari hanno la televisione e alcuni di loro ce l'hanno in camera e forse hanno seguito 3 mesi su uno schermo da 6 pollici quando potevano farlo su uno schermo da 30, da 40, dipende. Vediamo innanzitutto, quindi il primo passo, sfruttiamo lo smartphone, il secondo, non dimentichiamoci di altra tecnologia che abbiamo a casa, ma che a volte non colleghiamo al lavoro. Seguo dallo smartphone. Allora, anche sullo smartphone si può fare l'operazione di dividere lo schermo in due che abbiamo fatto prima con il computer. Io ve lo faccio vedere tramite questo video per uno smartphone Android, perché era quello che avevo a disposizione, ma mi riprometto alla fine di darvi un breve elenco di link dove passo passo è spiegato come farlo per tutte le tipologie di smartphone. Questo è giusto per farvi vedere, vedete, questo è lo schermo del mio smartphone, si vede abbastanza grande. Antonio, mi potete fare un cenno? Sì, si vede? Allora, scusate un attimo. Allora, lo schermo del mio smartphone lancio la riunione di Google Meet esattamente come ho fatto prima, d'accordo? Ora vi ho tolto il video, va bene, semplicissimo, questo tastino qua in fondo lo tengo premuto a lungo e lo schermo dello smartphone si divide in due. Posso scorrere sotto, vedete, sono andata ad aprire Drive, ho il documento di Google sul quale posso scrivere. Quindi lo posso scorrere, se ho delle tabelle, le vedremo dopo, posso andare a destra e a sinistra, leggerle completamente, posso scrivere, sottolineare. Quindi anche avendo aperta la riunione ed eventualmente sopra vedendo qualcun altro, posso, vedete, ridurre o allargare la mia riunione se ho una condivisione schermo di un collega, di un docente. Se la riunione è rimpicciolita, non è chiusa, me la posso riaprire da sopra. Quindi la risposta sono dallo smartphone non inficia la possibilità di lavorare su un documento. Basta capire qual è il tasto per dividere in due lo schermo e vale esattamente la stessa cosa. Questo significa che posso anche accedere tranquillamente a Google, eccolo qua, e se ne ho bisogno fare eventualmente una ricerca, consultare un sito. Ovviamente posso riallargare completamente entrambe le cose, sia il documento se non mi serve in quel momento vedere la video chat ma mi basta ascoltare, sia invece la video chat se ho bisogno di vederla più in grande. Ed eccola qua. L'aspetto fondamentale però appunto è quello della possibilità di ingrandire, quindi una volta che io sono riuscito a dividere in due lo schermo, i miei 6 pollici di altezza, in questo caso perché l'ho messo in verticale, sono diventati 3. Ho bisogno chiaramente di ingrandire per lavorare meglio. A quel punto, vediamo un po', a quel punto mi guardo attorno. Ho 3 possibilità. Ho una televisione comprata dopo il 2012. È passato qualche anno, magari un certo numero di studenti ha una televisione così recente. Se è in questa condizione fortunata, lo smartphone è capace direttamente di trasmettere alla Smart TV. Basta un'applicazione, appunto la lista delle applicazioni ve la renderò disponibile. I ragazzi poi con un'informazione sono tranquillamente in grado di andare avanti da soli. Ho una televisione più vecchia, non è posteriore al 2012. Io qui vi ho messo Google Chrome semplicemente perché è uno degli strumentini più diffusi. Questo pomeriggio, vedete, vi parlerò di alcune piattaforme che sono piattaforme private, che hanno un certo costo. Non mi interessa chiaramente fare pubblicità di niente. Vi voglio far capire però che con una spesa che può essere abbastanza contenuta, in questo caso siamo su una quarantina di euro, se i ragazzi non usano già Google Chrome per guardare Netflix, perché il punto è che magari non se lo sono chiesti, ma questo strumento o altri analoghi ce li hanno già e stanno già attaccati dietro la loro TV pre-2012 e gli permettono di guardare le serie, però non hanno pensato di trasmetterci la scuola.
non ho la possibilità di attaccare Google Chrome, 40 € sono comunque una spesa alta, esiste la possibilità di collegarsi via cavo. Il cavo che è una USB-C che ha un'uscita HDMI, ma esistono anche uscite VGA per le televisioni più vecchie. Quindi è sufficiente fare una piccola ricerca, vedere qual è l'uscita con la quale carichiamo il nostro cellulare e qual è l'uscita della nostra televisione. Qui vi ho messo la versione Apple, perché molto spesso i ragazzi poi in tasca hanno l'iPhone, non hanno il computer, però magari hanno l'iPhone, per le tante offerte che sappiamo che lo rendono possibili. Bene, in entrambi i casi si può appunto trasmettere e questo ci rende possibile leggere con più calma, testi più grandi, scrivere sullo smartphone e vedere proiettato. Se siamo riusciti ad arrivare a questa situazione, quindi o con il computer o con lo smartphone, magari smartphone più TV, possiamo cercare di farli lavorare. Fondamentale, secondo me, per realizzare un laboratorio è permettere agli studenti di lavorare in stanze, suddividerli, il che è equivalente in sostanza al lavoro per gruppi che facevamo in classe. Qualche docente si spaventa perché mi chiede ma cosa succede dentro le stanze finché io non ci sono? E succede quello che succedeva al banco, che mentre lavoravano per gruppi non è che noi siamo ubiqui e stavamo a tutti i banchi. Quindi la cosa importante è che sia il docente capace di saltare da una stanza all'altra, perché ne ha la possibilità, ci può entrare in modo immediato senza essere autorizzato da nessuno e se sta succedendo qualcosa di brutto è quello che succedeva anche prima al banco. Importante chiaramente sono alcune piccole note, cioè che non abbiamo abilitato gli studenti a gestire le stanze, che se non vogliamo che registrino abbiamo disabilitato l'opzione di registrazione all'interno delle stanze, anche che abbiamo chiarito agli studenti che è legale registrare una lezione, così come lo è nelle aule universitarie. Molti professori se lo sono chiesti in questo periodo di didattica a distanza, se sia legale o meno per gli studenti registrare le lezioni. Alcune università hanno disabilitato la possibilità di registrare. Bene, una lezione che è pubblica può sempre essere registrata. Quello che è illegale è diffondere i video, che è un'altra cosa. Chiariamolo ai nostri studenti, fa parte della famosa educazione alla cittadinanza digitale. Io oggi non entro nel dettaglio di come creare le stanze su varie piattaforme, perché siamo credo un centinaio connessi e probabilmente usiamo almeno 5 o 6 piattaforme diverse, quindi il tempo se ne sarebbe andato solo per questo. So che in Veneto è abbastanza utilizzata Google Classroom e quindi Google Meet, perciò vi ho inserito nella presentazione che poi avrete il link che spiega come creare una stanza in Google Meet, sono 5 passaggi. Altre regioni si sono orientate diversamente, magari su questo qualche considerazione teorica la potremmo fare, nel senso che chiaramente è mancato dal centro un'indicazione unificante, è mancato un investimento in una piattaforma che magari fosse non proprietaria ma finanziata dal Ministero. Di questo possiamo parlare finché vogliamo. Oggi noi cerchiamo di trovare soluzioni di fronte a un problema che abbiamo. Le vostre scuole probabilmente si sono orientate verso piattaforme a pagamento. Se invece non l'hanno fatto, le uniche due che vi segnalo, perché sono open source, sono entrambe sviluppate dall'MIT, sono Jitsi e un Hangout. Jitsi forse la conoscete, è stata abbastanza utilizzata, è facilissima perché io creo il link, cambio un numero finale, questa è la stanza 1 e questa è la stanza 2. Il ragazzo qua sopra semplicemente cambia il numero e entra da una stanza all'altra. Quando si dice torniamo indietro, ritorna nella stanza della plenaria. Un Hangout è invece un pochino meno conosciuta, io non vi faccio vedere ora tutto il tutorial, ve l'ho registrato senza suono, poi però alla fine eventualmente se a qualcuno interessa possiamo tornare a vederlo. È più interessante perché ci permette di creare sia una main page nella quale abbiamo una chat
scritta, sia una serie di istanze che hanno a disposizione anche un documento condiviso a lato. Attualmente il limite che ha è che se vogliamo creare una stanza plenaria abbiamo un massimo di 25 partecipanti. Stanno però risolvendo la cosa, so che in poche settimane questo massimo dovrebbe essere elevato fino a 50, quindi tranquillamente una classe ce la possiamo far stare. Altrimenti cosa possiamo fare? Gestiamo la parte di chat tutta quanta insieme e poi nelle singole stanze i ragazzi entrano lavorano per gruppi. Anche qui chiaramente il docente fa un salto da una parte e dall'altra. Molto rapidamente state vedendo come viene creato, il video non è velocizzato, è il tempo che ci ho messo. Quindi in 5 minuti si crea questo, diciamo, questo ambiente così come ci serve. E poi entrando nelle stanze dovete chiaramente abilitare da qua sopra la possibilità di entrare nelle stanze, vediamo. Non l'ho fatto, no, ho fatto vedere prima come scrivere nella chat, non fa niente, andiamo un pochino più avanti. Ecco, una stanza come è fatta? Ha la parte di video e ha già una parte di documento condiviso. Eventualmente magari su questo torniamo perché adesso vediamo come ho lavorato sul bellissimo laboratorio che Enrico ha pubblicato su novecento.org. Lo potete trovare interamente su Novecento, c'è un'ampia spiegazione del senso del laboratorio e ci sono tutti i documenti, diciamo, i materiali per contestualizzarlo da parte dell'insegnante. Io vi faccio vedere come si può fare. Il tema è quello appunto della catastrofe del Vajont. A me è piaciuto molto il fatto che ci fosse un testo che poteva essere integrato attraverso i documenti e quindi mi sono detta, beh, se a distanza dovessi scegliere un obiettivo, questo sarebbe il mio obiettivo, usare evidenze rilevanti e affidabili per costruire un racconto storico. Il fatto che ci sia un testo di partenza mi aiuta, se ho degli studenti che ancora non sono molto attrezzati su questo fronte, a lavorare in questa direzione. Il laboratorio è stato pensato originariamente per una durata di 2 o 3 ore, mi trovo perfettamente d'accordo, credo che a distanza si possa fare nello stesso tempo, magari in 3 sessioni da 45 minuti, che più o meno fanno la media e ci permettono di non stare connessi nemmeno troppo a lungo. Cosa possiamo fare però che in presenza il laboratorio non prevedeva? Girare un po' il punto di partenza, cioè porci innanzitutto una domanda che parte dall'osservazione del paesaggio. Siamo chiusi dentro casa, ma internet ci permette di muoverci. E allora partiamo andando a esplorare Google Maps. Vedete Maps, giusto? Sì, ho condiviso entrambe le schede, perfetto. Allora, facciamo fare alcune considerazioni ai nostri studenti sulla morfologia. Ma approfittiamo anche di una cosa interessante che sono le fotografie messe dai turisti. Glielo consigliamo, andate e guardatevele. Cos'è che vi colpisce in quest'ambiente? Cosa c'è di strano? Beh, gira e gira, qualcuno le scorre e si accorgerà che c'è una mega diga che è vuota. Ci sono anche delle lapidi, quindi c'è stato qualcosa qui. Allora partiamo con un trigger, con un problema che è un problema che nasce dall'ambiente che abbiamo di fronte con un'immagine bellissima che riprendo, che non è mia, proviamo a pensare alla storia come scienza dell'invisibile. Andiamo a vedere quello che non possiamo vedere se non con la storia. Allora poniamo semplicemente delle domande. Vi immaginate che ci fosse qualcosa di diverso? Cosa vi ha colpito dalle fotografie? E facciamo un po' di discussione. Come vedete qui in basso c'è questa simpatica pera, che se io provo a farvela vedere, ecco, viene coperta, che dice "Write your response". Per ora ignoratela. Poi ci torniamo. Per adesso guardiamo tutto questo come se fosse un semplice PowerPoint. Allora ci siamo posti una domanda, ci siamo accorti che c'è qualcosa di estremamente grosso, un elefante nella stanza potremmo dire, che abbiamo bisogno di spiegarci.
Diamo qualche informazione di fondo. Beh, fino al Novecento, appunto, queste informazioni le trovate dette molto meglio e molto più approfondite nel saggio con il quale Enrico ha introdotto il laboratorio. Io ho solo preso e spostato in un altro ambiente il lavoro. Beh, fino al Novecento le sponde si utilizzavano per gli usi civici, si andava a raccogliere la legna, si piantavano le patate, c'era qualche orto, il torrente si utilizzava per la fluidazione. Non c'era, chiaramente in Italia, un utilizzo di energia idroelettrica. Perché si incomincia a costruire lì una diga? Andiamo a vedere dal manuale. Quindi, prima fase della nostra attività. C'è qualcosa nel nostro manuale che ci può spiegare perché ad un certo punto, se fino al 1900 non si utilizzava l'energia idroelettrica, poi si è incominciato? Fase di esplorazione, condividiamo tutti quanti lo schermo con il nostro manuale digitale, andiamo all'indice, facciamo così, interrompo, vediamo un po', facciamo una nuova condivisione e forse ce l'ho, sì, giusto di un manuale a caso. Io ho provato a farlo su 2 o 3, però vi faccio vedere questo. Bene, condividiamo lo schermo e chiediamo ai ragazzi di guardarsi l'indice e di sottolineare quelli che secondo loro sono i paragrafi nei quali potremmo trovare la risposta. Quindi facciamo una lettura selettiva prima dell'indice e poi lo faremo anche dei capitoli. Beh, avrà qualche cosa a che fare con l'economia, perché se prima il torrente si sfruttava in un modo e poi si sfruttava in un altro, le mie due direzioni sono o qualche indicazione cronologica che è stata data nella slide precedente e qualche cosa con l'economia deve c'entrare. Allora mi leggo, abbiamo 10 minuti, notate bene, 10 minuti nei quali condividiamo gli schermi e parliamo. Non è necessario tenere i microfoni spenti se riusciamo a costruire una situazione di condivisione e collaborazione con i ragazzi. Collaborazione che vuole anche dire no, ma guarda che secondo me non c'entra niente quella cosa lì che hai sottolineato. Aspetta un attimo, che io invece andrei più avanti, tanto stiamo perdendo tempo, perché noi ci siamo collocati in 3 fasi temporali: l'inizio del Novecento, la fase degli anni 20-30, post Prima Guerra Mondiale, che è la fase, scusatemi, vi sto condividendo ancora lo schermo di prima, abbiate pazienza, vi ricondivido quello corretto, eccoci qua. Dicevo, quindi Novecento, poi ho delle indicazioni dopo la Prima Guerra Mondiale, una prima esplosione dell'elettrificazione in Italia e in epoca fascista, poi se vi leggete tutta l'introduzione, i sostegni dei quali gode la SADE, e la terza grande fase chiaramente è quella del miracolo economico. Quindi ragazzi delle indicazioni di base ce le hanno. Vado, mi trovo i paragrafi, li apro rapidamente, che li abbiamo fatti o no, anzi magari è proprio questo il modo per affrontare quei paragrafi, e mi tiro fuori solo le informazioni che hanno a che vedere con l'energia elettrica e le metto insieme. Perché in questi momenti si incomincia a sfruttare l'energia elettrica? Alcuni manuali, tra gli ultimi, sicuramente uno dell'anno scorso, ma anche uno del 2017, hanno già una scheda sul Vaillant. Quindi, ovviamente, voi conoscete il vostro manuale, in caso state attenti a non bruciarvi tutto quanto, ovviamente, in anticipo. La cosa che volevo sottolineare è che noi partiamo da quello che vediamo e cerchiamo però di capire cosa è successo prima, che cambiamenti ci sono stati e perché oggi ci troviamo in questa situazione. Di fronte ai testi che Enrico ha proposto, io mi sono posta 3 domande. Chi ha costruito la diga e perché? Perché proprio in quel momento lì? E la gente cosa ne pensava? Sono sempre stati tutti d'accordo? Sono sempre stati contrari per lo stesso motivo? Oppure i motivi sono cambiati? E infine le istituzioni attorno, le istituzioni pubbliche e la società privata che ha gestito la ditta, come si sono comportate nei vari momenti? Tutto questo c'era già nel laboratorio. L'ho scorporato perché? Per far lavorare in ogni stanza un numero ridotto di ragazzi su un numero ridotto di testi e poi rimettere tutto quanto insieme durante la plenaria. Vi faccio vedere la costituzione
dei testi, allora come andiamo a lavorarci? Beh, ogni gruppo nella sua stanza ha tutti quanti i testi, ha delle domande che suggeriscono in che maniera lavorare e nella prima fase, diciamo, del lavoro sui testi, quindi prima fase in assoluto, il manuale. Andiamo a fare lettura selettiva del manuale. Seconda fase andiamo a fare lettura selettiva sui testi. I ragazzi mettono il loro nome, ciascuno gruppo entra in un documento che è uguale ma che è condiviso solo tra i membri del gruppo, si legge i testi e ciascun ragazzo innanzitutto dice secondo me questo testo qui serve oppure no e lo scrive sotto. Il gruppo 1 deve capire chi ha costruito la ditta e perché. Ma il primo testo, sì, io me lo sono letto, però secondo me non ci serve. Perché c'entra con il 62. In realtà poi saremo più avanti, però qua si cita il 62 e non è il momento della costruzione, che era il 57. Via, andiamo avanti. Procedo, ne ho aggiunti un paio rispetto al documento originale, proprio per permettere le risposte in modo equilibrato. Ci sono sostanzialmente 3 testi per ogni gruppo che possono essere utilizzati. Ho suddiviso la domanda, la terza domanda in 2 gruppi, come vedete, per evitare un numero eccessivamente elevato di testi per gruppo e di ragazzi per gruppo. In questo modo qui, diciamo, con 4 gruppi dovremmo riuscire a non superare i 7 ragazzi. Chiaramente potete ovviamente lavorarci, integrare. Io quello che volevo farvi vedere era la dinamica. Allora, prima fase, la lettura rapida comporta quindi che individuiamo il testo, che ciascuno dà il suo parere, e i pareri possono essere anche discordanti. Vedete, in questo caso ho introdotto una tabella che è relativa ai consumi, alle fonti in realtà energetiche, siamo nei consumi industriali dal 50 al 62. Avete qui i valori assoluti e qui i valori in percentuale, d'accordo? Chi ha costruito la diga e perché? Mi è utile? Beh sì, perché guarda, l'energia elettrica continua a essere usata di più, è una delle fonti più usate tra il 50 e il 62. Quindi per me questo testo qua ce lo dobbiamo tenere sotto mano. Poi ci lavoriamo dopo. In questa fase vogliamo solo sapere. No, guarda, secondo me invece non serve perché tanto se io vado su a vedere sono gli oli la fonte più utilizzata, sono quella che cresce di più e sono quella più utilizzata in assoluto. E quindi questo testo qua è un testo civetta, a noi non serve. Prima fase, ciascuno mette la sua. È importante che i ragazzi appunto intervengano, ecco perché abbiamo visto prima, sul documento. In questa fase di lettura rapida però la buona abitudine del dizionario, che è facilitata chiaramente dal dizionario online, ogni parola che non conosco me la vado a guardare. Quindi il controllo delle parole sconosciute lo possiamo fare con la Treccani, lo possiamo fare con Wikipedia. Io oggi non parlo di Wikipedia perché so che ne parlerete in un altro incontro. Mi limito solo ad una battuta, ma che è reale. Sapete forse che la media di errori in una pagina di Wikipedia è 3, nell'enciclopedia britannica è 4. Quindi abituare i ragazzi anche a pensare che Wikipedia non è il male assoluto perché ci scrivono tutti, perché ha dei meccanismi di controllo, dei quali penso che sicuramente parlerete nel prossimo incontro. Prima cosa. Seconda cosa, Wikipedia può essere estremamente utile se impariamo a usare le note in calce, le fonti dell'articolo dalle quali possiamo lavorare ulteriormente. Non dico altro solo per lasciare appunto al collega, alla collega che se ne occuperà lo spazio necessario. Quindi procediamo in questa maniera qui, appunto, serve o non serve? Attenzione, il gruppo deve avere una posizione collettiva alla fine, prima di rientrare. Quindi non basta che ciascuno dica la propria ragione, ma bisogna convincere, in questo caso Mattia, che guarda che invece quel documento lì lo dobbiamo usare. Ne vale la pena. Questo ci serve perché? Perché quando torniamo nella plenaria, l'insegnante che nel frattempo fa un salto tra i documenti e dà rapidamente una scorsa, non chiede ad Anna perché usarlo, ma dice Mattia, senti, tu non eri d'accordo, però la consegna è raggiungete all'unanimità la scelta dei documenti che analizzerete nella fase successiva. Cos'è che ti ha convinto? Perché se Mattia non si è convinto un problema rimane.
Dunque, raggiungere l'unanimità costringe al dialogo, alla discussione, alla lettura un pochino più approfondita dei documenti. Torniamo dopo questa fase di lettura rapida in plenaria e vediamo, gruppo 1, quali sono i documenti sui quali volete lavorare. Io ne ho individuati 3, come vi dicevo appunto per gruppo. Gruppo 2, gruppo 3, stessa cosa. Ok, ce li siamo divisi. Ora torniamo sul documento con uno sguardo più approfondito. Quindi in sostanza passiamo dalla ricerca delle informazioni dirette a un discorso inferenziale e a un collegamento tra quello che abbiamo letto, sottolineato sul manuale, e quello che abbiamo trovato nei documenti. E allora Anna si accorgerà che tra il 50 e il 62 c'è qualcosa che succede e c'è il cosiddetto miracolo economico, diciamo c'è il boom. Durante il boom ci sono una serie di aziende che richiedono un utilizzo crescente di energia elettrica e allora diventa più sensato, di energia in generale, anche elettrica. In realtà poi sì, noi docenti che chiaramente approfondiamo molto di più di quello che diamo in mano ai ragazzi, sapremo anche che è più termoelettrica che idroelettrica. E se vogliamo discutere un pochino sull'impatto che questo ha nell'urbanizzazione in Veneto, può essere interessante farlo. Però a loro lasciamo quello che serve per andare avanti con il laboratorio, d'accordo? Quindi approfondisco dal punto di vista inferenziale, per fare un altro esempio, magari il gruppo 3, che è quello che vi ricordo ha a che fare con la reazione delle istituzioni, e qui prima avrà deciso questo documento gli serve, perché si parla del comune, si parla della società elettrica che ha costruito la diga, quindi questo documento qui a chi si occupa delle istituzioni serve. Beh, se il comune non può più stare zitto, l'informazione diretta, l'inferenziale è che per un lungo periodo il comune è stato zitto e non si è mai lamentato. Allora, in questa seconda fase guardo al documento con uno sguardo appunto più approfondito. Abbiamo deciso quali analizzare, siamo sicuri di aver capito cosa dicono le parole, a che cosa ci serve nella nostra argomentazione. Anche qui mi sono permessa di fare un'aggiunta tratta in realtà da un testo che già Enrico aveva ampiamente usato e quindi mi sembrava pienamente coerente, a proposito della reazione degli abitanti all'inizio nel 48, quando il problema principale è l'esproprio delle terre. Questo perché possiamo anche differenziare appunto tra una prima fase e una seconda fase nella quale cresce la preoccupazione invece per la salute, per i rischi che poi purtroppo la popolazione ovviamente andrà a correre. Dunque, seconda fase, lettura più approfondita, collegamenti con il manuale. Consideriamo anche l'attendibilità della fonte. Qui ci possiamo chiedere, beh, chi è la persona che ha scritto questo documento? Internet ci permette la cosiddetta lettura orizzontale, che è quella che si fa quando si aprono altre schede. Allora io, mentre quando mi trovo di fronte una testimonianza al processo, posso fare una riflessione su una fonte giudiziaria, quando mi trovo un testo di letteratura secondaria, beh, vado a vedere questa persona qui era informata. Come ha raccolto le informazioni? Ha l'autorevolezza necessaria per lavorare ed esprimersi in questo campo? Mi rendo conto che non tutti i testi, questi sono tutti testi chiaramente selezionati per essere attendibili, però mi abituo a controllare chi si è espresso a proposito di una certa questione. Uno spunto che possiamo cogliere, che può essere interessante, vedrete mi avvio a finire in 2 minuti su questo punto, può essere interessante anche se poi vogliamo passare alla questione della cittadinanza digitale, è imparare a riconoscere la prospettiva e a non scartare un documento per la prospettiva che ha. Ovviamente qui la prospettiva è quella dell'unità, è una prospettiva anche politica, indubbiamente. Molto spesso i ragazzi oggi sono abituati a scartare un documento solo per la sua prospettiva politica, perché il web, come sappiamo, tende a polarizzare le scelte e le posizioni.
Avere una prospettiva politica non significa necessariamente essere pregiudiziali. Posso dichiarare la mia prospettiva politica, ma posso argomentare sulla base di solide evidenze. Può essere un'occasione per parlarne con i ragazzi, perché appunto c'è una sorta di paura quasi della prospettiva, soprattutto se è politica. Beh, non basta questo per scartare una buona fonte, chiaramente. Ora, il docente, mentre i ragazzi lavorano nelle loro stanze, oltre a controllare che non succeda niente di drammatico davanti alle telecamere, si occupa anche di fare da modello. Modellizzare, dicono gli americani. Modellizzare che cosa? Alcune operazioni, cioè per esempio la ricerca delle informazioni inferenziali. Questo chiaramente dipende dal livello della classe, ma può essere un passaggio difficile. Allora io le informazioni nel testo le ho trovate. Vabbè, però inoltre cosa mi dice? Beh, se appunto viene detto che il comune non può stare zitto, vuol dire che prima era stato zitto. Se il sismografo c'è, ma non viene utilizzato, dietro c'è qualche ragione che dobbiamo andare ad indagare. Sono altre domande che nascono. E poi ne approfitta, la prima cosa che potevamo fare solo online era quella di visitare la diga e di vedere come la vede chi oggi ci va. La seconda cosa che possiamo fare è quella di fare una ricerca cosiddetta inversa sulle immagini. Quando troviamo online un'immagine abbiamo bisogno di capire chi l'ha postata, dove è postata e perché è stata utilizzata. Lo strumento più semplice per farlo è il tasto destro del mouse, cerca l'immagine su Google. Si può fare anche caricando direttamente un'immagine, ma se l'immagine sta già online, cerca l'immagine online, mi permette di vedere dove questa immagine è comparsa e mi propone una serie di altre immagini. Allora, se io vado a vedere le immagini che mi vengono proposte, vediamo un po', vediamola qua, visivamente simili, ok. Allora, mi rendo conto che ce ne sono tutta una serie, quindi innanzitutto è improbabile che questa immagine sia finta. Ora, forse qualcuno sta rabbrividendo pensando all'idea di un'immagine finta della diga del Vajont, ma noi stiamo insegnando uno strumento ai ragazzi che sono abituati a trovare immagini continuamente falsificate. Allora io con la ricerca inversa innanzitutto mi trovo moltissime altre fonti e quindi per la risposta del mio gruppo che cosa è successo, purtroppo ho chiaramente di fronte l'idea di che cosa è successo. Ma poi trovo per esempio anche degli archivi che conservano queste fotografie, se ci clicco sopra e vado sulla pagina mi dice quando è stata scattata, dove è stata scattata. Allora aumenta l'affidabilità chiaramente del singolo documento. Questa attività può essere utile perché poi si possono trovare online immagini di questo tipo e io mi sono abituato di fronte ad un tweet. Questo tweet, come potete vedere, oggi riporta la scritta media manipolato, ma è rimasto per settimane su Twitter considerato come un media reale. Chiaramente, come vedete, un apparentamento tra Hitler e Donald Trump a scopi politici. Il problema è che questa foto qui è un falso. Facendo la ricerca inversa immagini sarebbe venuta fuori immediatamente la foto reale. Se oggi voi la fate su Twitter viene fuori anche l'articolo di fact checking che vi dice che la foto è manipolata. Foto delle sostenitrici di Trump, guardate come cambia il messaggio se vediamo quella vera, che non era Make America White Again, ma Make America Great Again. Ora, si può pensare tutto quello che si vuole di Donald Trump, ma il messaggio non era quello che è stato veicolato. Per par condicio, questo Twitter è ancora online. È un Twitter in questo caso che critica Obama per una visita al cimitero di Arlington. Se noi andiamo a fare la ricerca inversa delle immagini,
l'immagine non è manipolata, è reale, ma troviamo questo sito di fact-checking che ci spiega che è un'immagine del 2009. Quindi il senso di quella presenza di Obama in quel cimitero è completamente diverso se andiamo a ricollocarlo nel momento in cui è avvenuta. Scorrendo, vedete, gli è stata attribuita nel 2018, quindi in polemica con Trump, in realtà poi l'immagine era un'immagine del 2009. Quindi uno strumento semplice che noi facciamo vedere al gruppo che ha da lavorare con le immagini, ma sapete che lo potete usare, e magari in un'altra circostanza, se non in questa stessa, diciamo, beh ragazzi, lo potete sempre usare su Twitter, su Facebook, su Snapchat, è sempre disponibile. Vedete un bel post con un'immagine che vi convince e magari un bel titolo clickbait, come si dice, acchiappa click, controllate se l'immagine è vera e se è stata utilizzata in modo opportuno, che corrisponde al suo senso. Quindi, fase finale, ritorniamo tutti insieme nella plenaria e a questo punto, dopo che ci siamo un pochino detti chi ha fatto che cosa, andiamo a integrare il testo originale di Enrico. Cioè, ora fatemi vedere, io non l'ho aperto, vediamo un po', eccolo qua. Io l'ho copiato, anche questo l'ho attribuito chiaramente all'autore. Enrico già proponeva di andare a rivedere il testo, ma anche di darlo agli studenti all'inizio. A me è sembrato in questo caso che sia efficace l'idea di darlo alla fine. Dopo che ci siamo fatti tutta quanta questa idea qui, beh, uno storico utilizza le evidenze per sostenere quello che ha detto. Mettiamo le note. Impariamo a fare due operazioni. Primo, a supportare l'argomentazione con i documenti che abbiamo analizzato. Secondo, a scrivere un riferimento bibliografico, che è una competenza che ha a che vedere con il lavoro dello storico. Allora ce lo leggiamo e ciascun gruppo ci proporrà il suo documento, che cosa va a sostenere di quello che abbiamo trovato qui. Volendo possiamo utilizzare anche il manuale come punto di riferimento, perché no? È un punto di partenza a partire dal quale magari a fine anno l'ultima attività è una ricerca che parte da una domanda che individui tu, studente, circoscritta, limitata, rispetto alla quale riesci a fare una ricerca di fonti e mi scrivi un testo di 2 pagine di Word facendo riferimento alla tua conoscenza e alle fonti che hai trovato. Abbiamo chiuso il cerchio del lavoro. Quindi mettiamo le note, utilizziamo le evidenze che abbiamo trovato in modo pertinente, diamo ai ragazzi le indicazioni su come si fa una bibliografia, spiegando anche che esistono tanti stili di bibliografia. In Italia siamo un po' disordinati su questo, però si può anche dare un'occhiata all'estero, scegliere uno stile, per esempio Chicago, che ormai è molto utilizzato, soprattutto negli articoli scientifici, e decidere di utilizzare quello. Ci sono svariati manuali, altrimenti prendiamo un libro di uno storico, lo apriamo e vediamo quali sono le norme redazionali che sono state utilizzate e copiamo, perché copiare da qualcuno di bravo è un modo per imparare. A questo punto direi di fare una pausa, se c'è qualche domanda rispondo volentieri e poi possiamo procedere, ditemi voi. Allora, io vado con una osservazione tecnica subito che è arrivata dalla collega Catiuscia Casagrande che diceva: mi pare che quando si creano stanze su Meet bisogna scaricare una app per evitare che le voci si accavallino. Allora, sì, ci sono dei limiti. Meet non è probabilmente la piattaforma migliore per fare questo tipo di operazione, anche se è molto diffusa. Come dicevo prima, anche le indicazioni per gestire gli interventi senza bisogno di accendere o spegnere il microfono fanno parte, diciamo, di quella netiquette
che cerchiamo di sviluppare tra i nostri studenti. Lavorare nelle stanze rende anche questo più facile, perché se siamo in 5 o 6 impariamo a dare il tempo. In realtà, spostandosi anche da una regione all'altra in Italia e più ancora da uno stato all'altro, ci si accorge subito che le pause sono diverse, no? La cadenza veneta non è la cadenza di un toscano. Se ci troviamo in 2 in una stanza, dobbiamo capire qual è il tempo per non sovrapporci all'altro. La stessa cosa vale online. Aggiungo anche che su Meet dovete farvi abilitare per creare le stanze dall'amministratore che gestisce tecnicamente la licenza per la vostra scuola. Però, diciamo, sono piccoli aspetti che si possono superare, ecco. Però sì, non è il massimo. Meet, un Hangout, Jitsi ancora di più sono più semplici. Il problema di Jitsi è che, essendo una piattaforma open source, non ha quella solidità che hanno le piattaforme proprietarie e quindi se c'è un sovrautilizzo, la qualità della chiamata scende nettamente. Grazie dalla collega, non sono arrivate altre richieste strettamente tecniche. Enrico ha delle... devo dire, se ringrazio Lucia perché ha dato veramente degli strumenti importanti per chi deve fare il lavoro in digitale. E mi è piaciuta moltissimo questa trasposizione del lavoro di Enrico sul Vaillant in ambiente digitale, e credo che il più stupito di tutti fosse Enrico, che ha visto, come dire, la trasformazione del suo lavoro, e credo che gli sia piaciuta dall'espressione. Più bello di quello che ho fatto io. Ci sono domande, Enrico, pervenute a te? Non vedo arrivare nulla. Niente. E in Facebook, Gianpier? No, nemmeno in Facebook ci sono domande. Ho visto dei complimenti, però. Complimenti, sì, molto utile, interessante, concordo, la stessa persona comunque. Siamo in 2 a seguire su Facebook, secondo me. Procediamo. Posso dire una cosa prima di procedere? Ricordo, scusa Lucia, ricordo a quelli che non hanno il nome di inserirlo o scriverlo nella chat, perché continuiamo ad avere questi problemi di individuare le persone, quindi avremo dei problemi poi per gestire gli attestati. Ecco, grazie, scusa. Possiamo andare avanti. Allora, passiamo adesso come vi dicevo, alla seconda parte. Il discorso sull'immagine mi serve a collegarmi a questo secondo laboratorio, che è un laboratorio che ha realizzato il professor Brusa e che è dedicato alla famosa foto dell'esecuzione di Saigon durante la guerra del Vietnam. Questo laboratorio è stato pensato per essere fatto in presenza ed è stato trasposto anche qui a distanza. In questo caso avete il link per il laboratorio, diciamo, con anche qui l'introduzione, tutti i riferimenti bibliografici che possono servire al docente per prepararsi, e poi anche la versione a distanza che è già scaricabile, c'è anche un tutorial per utilizzare i materiali a distanza. Io vi faccio vedere solo alcune slide della versione a distanza. Sostanzialmente non cambia tantissimo, ma vi introduco un altro strumento. Il bello di questo laboratorio è che è un laboratorio costruito a partire dall'immagine originale appunto dell'esecuzione di Saigon, e che poi ha anche, se volete, una seconda parte dedicata ai meme sui social network. Quindi continuiamo anche quel lavoro di quel dialogo, se volete, tra storia e educazione alla cittadinanza digitale. Allora, la struttura in questo caso è leggermente diversa. Io vi chiederei a questo punto, se non lo avete fatto dall'inizio, di fare l'operazione che abbiamo detto prima, cioè di dividere il vostro schermo in 2, di tenere la video chat da un lato e di aprire una scheda di Google dall'altro, perché adesso andiamo a vedere come si utilizza. A che cosa ci serve? La piccola pera che fa il verso alla mela, che si trova nell'angolo in basso a sinistra. Vedete che compare anche qui, chiaramente abbiamo delle fonti, abbiamo un'analisi che è guidata attraverso la tabella,
o delle altre fonti con la richiesta ai ragazzi di commentarle. Per quanto riguarda appunto i contenuti, io vi rimando all'articolo originale. Vi faccio vedere invece lo strumento. Usciamo dalla modalità presentazione e vediamo dove troviamo Peer Deck. Siamo in presentazioni Google, come vedete, quindi ce l'avete a disposizione liberamente. Potete scaricare e installare un componente aggiuntivo. Se andate su installa componenti aggiuntivi, tra i componenti aggiuntivi potete cercare Peer Deck. Io chiaramente l'ho già installato e quindi mi compare tra appunto i componenti aggiuntivi che possiedo. Il tutorial che vi ho fatto vedere prima comunque spiega passo passo eventualmente anche come installarlo. Se andiamo ad aprire, quindi una volta che l'avrete installato, ce l'avrete a disposizione. Andando ad aprirlo ci si offrono tutta una serie di componenti che possiamo utilizzare per rendere interattive le nostre diapositive. Anche se abbiamo già una presentazione PowerPoint e la carichiamo su Google Presentazioni, possiamo arricchirla con questi componenti. Oppure da zero possiamo incominciare una presentazione utilizzando i template che vengono proposti, che sono svariati. In questo caso io vi faccio vedere la presentazione, quindi una volta che ho già inserito questi template, anziché fare avvia presentazione da qua sopra, do play dal tasto verde vicino alla pera. Mi viene chiesto se voglio organizzare l'attività di modo che gli studenti possano direttamente muoversi avanti e indietro nelle slide, o se invece è un'attività in sincrono in cui io docente gestisco i tempi e gli studenti, come abbiamo fatto finora, vedono quello che io proietto. Chiaramente questo dipende da come volete gestire il lavoro. Nel laboratorio specifico abbiamo pensato di farne una parte in sincrono e una parte asincrona, a differenza di quello che invece vi ho fatto vedere sul Vaillant. Diciamo quindi che io attribuisco alcune attività da fare ai ragazzi. Questa è la che si sta caricando, è la visualizzazione dal punto di vista di un docente, ma a me interessa ora farvi vedere la visualizzazione dal punto di vista dello studente. Premium è stato gratis, permette una serie di opzioni in più, però in questo momento è ritornato a pagamento dopo la fine della prima fase del Covid, quindi lo lasciamo perdere, d'accordo? Quando caricate come docenti compare questo codice alfabetico, che è il codice che dovete dare ai vostri studenti per connettersi. Gli studenti andranno su questo sito joinpd.com, inseriranno il codice e accederanno alla vostra presentazione. Io preventivamente mi sono collegata prima in modalità studente, quindi adesso vi faccio vedere invece la modalità appunto studente. Vediamo un po' se me lo fa condividere. Facciamo così. Mi sono collegata in anonimo, quindi scusatemi, vedete un pochino tutto il mio desktop. Adesso mi nascondo. Allora, andiamo indietro, torniamo. Questa è la slide sul Vaillant. Vi avevo detto, vi faccio vedere la pera, a che cosa serve. Vedete, allo studente compare la possibilità di dare la risposta. Siamo fermi sulla schermata Waiting for Students. Non vediamo il tuo desktop. Non vedete il mio desktop. Vediamo, riproviamo. Ora vedete la slide del Vaillant? Mi puoi dare conferma? Sì, sì, ecco, no, pensavo fosse un problema legato alla pagina in incognito, scusate, serviva per evitare conflitti di account. Come vedete, quando lo studente accede non vede solo la slide, ma ha la possibilità di scrivere e quindi di darmi la risposta. Io come docente in diretta posso vedere le risposte e eventualmente pubblicarle. Ho la possibilità di avere una slide nella quale lo studente decide dove scrivere, chiaramente poi rimpicciolisce all'uopo la grandezza del testo, e se andiamo avanti su quelle di prima,
Ecco qua, come potete vedere questa mi è utile per la tabella perché chiaramente adesso posso andare a scrivere sulle singole righe della tabella e me le vado a completare. Ogni studente dà la sua risposta e io come docente posso andare a visualizzarle tutte quante, una per una, cioè su ogni slide io vedo quante risposte sono state date e posso decidere su quali soffermarmi per commentarle. Ovviamente chiediamo agli studenti di mettere prima il loro nome, così come abbiamo fatto nel documento di Google. Con i componenti aggiuntivi in realtà viene già identificato lo studente e avete anche alla fine un report di tutte le risposte, però non è indispensabile per poterci lavorare. Ecco, come vedete, laddove c'è la domanda aperta, come avete visto prima, avete la possibilità di dare la risposta. Allora, interrompiamo di nuovo la connessione, anzi passo meglio alla condivisione dello schermo di prima, quindi questa la posso chiudere. Quindi questo è un secondo step, diciamo così, di interattività. Permettere ai ragazzi di dare le risposte funziona sempre, appunto, ovviamente anche dal telefonino e ci permette che cosa? Torniamo un attimo indietro. Beh, ci permette di commentare le risposte dei singoli studenti e se lo utilizziamo in classe, quando torneremo finalmente in presenza, ci permette di andare a valutare, quindi di mettere in condivisione e di discutere le risposte. In più ci sono anche dei template, questa però è un'opzione premium, che ci permettono di chiedere allo studente: vuoi intervenire? Magari a volte preferiamo che essere noi a decidere se lo studente interviene o meno, a volte però può essere utile anche tastare il polso dello studente. Terzo livello di interattività lo facciamo sempre tramite il Peer Deck, diciamo il componente aggiuntivo di Peer Deck, però vi faccio vedere un esempio di didattica ludica che abbiamo sviluppato. In questo caso si tratta appunto di un laboratorio che inizia però con un gioco. Trovate tutto quanto, anche il materiale di contestualizzazione su questo sito, che in generale vi consiglio di visitare perché nelle 3 annualità della formazione ci sono vari laboratori proposti e anche qui potete scaricare la presentazione. Come vedete, quando andate a scaricarla andate già su Peer Deck e ve ne salvate una copia sul vostro drive. Il gioco che vi propongo è ambientato nella Venezia dell'età moderna, del XVI secolo, e ha come scopo la comprensione del concetto di cittadinanza e il confronto tra il concetto di cittadinanza contemporaneo, in particolare il concetto di cittadinanza europea, e il concetto di cittadinanza invece appunto dell'età moderna, che chiaramente da tanti punti di vista era diverso. Ha in comune, a mio parere, in modo molto interessante, la questione del legame tra cittadinanza e attività economica, tra cittadinanza e rappresentazioni sociali, comportamenti ritenuti benemeriti. Come funziona? Allora, se siete su Peer Deck, quindi siete entrati prima come studenti, siete andati su joinpd.com e mi state seguendo la presentazione appunto in quella modalità, fatemi... facciamo una cosa, ve lo rimetto, tanto abbiamo un attimino, esco dalla presentazione, vi ridò un codice, tanto le sto lasciando aperte le presentazioni di Peer Deck, quindi finché io non le chiudo rimangono attive come mie sessioni studenti, perciò se avete voglia di provare direttamente il gioco e avete una pagina aperta, potete andare su joinpd.com
e inserire questo codice. Ogni volta che io apro una presentazione, ovviamente mi dà un altro codice perché quella precedente non l'ho chiusa e quindi per lui è come se si trattasse di nuove sessioni. Poi io vado nel mio account Peer Deck e le chiudo tutte quante. Quindi se ne avete voglia potete andare direttamente sulla presentazione, così la utilizzate in modo indipendente. Io ve l'ho messa tutta la presentazione, scorrete le slide fino a quelle del gioco. Nel frattempo io da qua riprendo la presentazione. Allora, il gioco è stato sviluppato con un programma che si chiama Twine, che permette di costruire delle storie interattive. Dura 12 minuti, come vedete, il gioco. Poi c'è tutta l'attività di debriefing che, come per i laboratori, ovviamente fa sempre la parte del leone, ed è la grande differenza tra una gamification, che significa inserire degli aspetti divertenti su operazioni ripetitive massacranti, che poi sono esercizi, e costruire dei giochi che invece servano ad esplorare la complessità, o in questo caso appunto un concetto. Siete uno dei 4 personaggi disponibili. In questo caso ho scelto Cassandra. Avete la possibilità di ascoltare i brani più lunghi o di ascoltare i brani in veneziano, che per voi magari non è necessario, ma qualcuno può avere bisogno della traduzione. Quindi laddove c'è il veneziano si può leggere il processetto originale di età moderna oppure ascoltare la versione italiana. E dovete fare delle scelte, quindi vi viene descritta Venezia. Al termine di ogni pagina dovete scendere e fare la scelta corrispondente. Vedo che da qui è bloccata la pagina, quindi ve lo riapro. Riapriamo lo stesso. Ok. Lo metto a schermo intero, eccolo qua, quindi c'è la descrizione della, insomma, questa piccola scena di vita. Ci sono anche delle immagini che non sono state inserite, ci sono delle musiche, per esempio in questo caso ora non ve la faccio sentire, ma ci sono musiche d'epoca che sono state inserite e la vostra vita chiaramente evolve a seconda delle scelte che farete. Potete divertirvi appunto dopo le prime pagine, diciamo, di presentazione del vostro personaggio, iniziano ad esserci scelte binarie. Twine lo potete utilizzare anche per far costruire questo tipo di attività ai ragazzi. È un altro tipo di lavoro, però è un software sempre disponibile online. Altre mie colleghe sulla pagina che vi ho fatto vedere prima hanno realizzato delle storie che riguardano invece la migrazione tra 800 e 900 e nel corso del Novecento. Insomma, fate le vostre scelte, andate avanti e vedete che cosa succederà nella vostra vita. Abbastanza divertente la storia di Alvise Danoale, perché la conosciamo benissimo e quindi diciamo si è potuto approfittare, giocare molto nella costruzione con la sua storia reale. Le altre storie sono storie di invenzione, ma basate tutte quante su documenti, su processi, documenti di archivi, soprattutto su i lavori di Bellavitis in particolare, diciamo. Fase del debriefing. Dopo che hanno giocato, si sono divertiti, hanno deciso se sposarsi o meno, se investire nel commercio o meno, se dichiarare che erano veneziani anche se non lo erano, quali tasse evadere o se pagarle tutte quante, hanno provato a diventare cittadini. E allora si chiede ai ragazzi, io vi ho messo le domande del debriefing, chiaramente voi poi potete decidere se farle vedere o meno, alcune informazioni, anche qua dirette. Dove sei nato? Hai potuto votare? E scopriremo chiaramente che la cittadinanza a Venezia non ha niente a che vedere con il diritto di voto, mentre invece noi pensavamo, e com'è, i cittadini devono votare. E invece a Venezia nel 600 la cittadinanza serve a qualcosa di diverso. Cosa è cambiato nel tuo lavoro? Se non ci sei riuscito tu, ce l'ha fatta qualcun altro. E ovviamente scopriremo che nessuna donna poteva
raggiungere lo status di cittadino, e che però questo non significa che le donne fossero del tutto escluse dalle dinamiche di cittadinanza, perché le loro scelte erano estremamente rilevanti nel condizionare le possibilità dei loro figli, e che dunque la strategia matrimoniale è una strategia a tutto tondo che viene messa in atto nel momento in cui si individua un'alleanza attraverso il matrimonio, e quindi possiamo fare tutta quanta una serie di riflessioni su questo. Le riflessioni però le facciamo scaturire dalle osservazioni degli studenti. I personaggi sono 4, ma le storie sono molteplici, quindi ci sarà chi ha vissuto la vita di Alvise D'Anoale magari così come è andata, e c'è questa possibilità, e ci sarà chi ha fatto scelte molto diverse all'inizio o durante. A questo punto, dopo che abbiamo visto cosa è successo ai nostri personaggi, cerchiamo di rimettere insieme le considerazioni. Innanzitutto, quali sono i dispositivi istituzionali di riconoscimento della cittadinanza a Venezia? Li abbiamo incontrati perché siamo andati da una certa istituzione a chiedere un certo tipo di cittadinanza e possiamo averla avuta o non averla avuta. Però attenzione, durante i processi ci è stato chiesto: ma tuo padre come si vestiva? E questa cosa qui ha a che vedere con la riconoscibilità sociale. Quante gondole avevate? No, ma io andavo a casa a mangiare a casa di un patrizio. Ma io garantisco che il mio fratellastro, sì, è un illegittimo, però ha sempre frequentato casa nostra. Allora riflettiamo. Che cosa serve per diventare cittadino? Beh, non serve solo una certa origine, la nascita veneziana eventualmente, o l'appartenenza a una famiglia di cittadini originari. Non serve solo la residenza da un certo numero di anni, e qui capite che poi tutte le riflessioni che possiamo fare sul discorso della cittadinanza anche contemporanea vengono spontanee ai ragazzi. Non serve solo magari avere la casa sì o avere la casa no, dipende. A Venezia era una cosa, a Napoli se ne chiedeva un'altra, perché i cittadini, per essere cittadini bisogna essere esclusi dal censo a Napoli, per essere cittadini a Venezia bisogna pagare le tasse, e è diverso perché chiaramente i privilegi di cui godono i cittadini sono diversi. Soprattutto, appunto, ci renderemo conto che non c'entra proprio niente con il voto, perché chiaramente la politica e il livello della cittadinanza a Venezia sono distinti. Quindi attraverso, possiamo lavorare anche qui con un documento di Google o direttamente sulla slide. Niente, scusate, non me lo apre. Su Google abbiamo una tabella, sulla slide sulla quale si può scrivere abbiamo invece appunto una mappa concettuale. Dopodiché arriviamo sempre al nostro testo, tiriamo le conclusioni. Che cos'è la cittadinanza a Venezia nel Cinquecento? E attenzione, cosa è necessario analizzare? Perché ci siamo trovati ad analizzare doti, ci siamo trovati ad analizzare testimonianze, ci siamo trovati ad analizzare il lascito testamentario. Allora, come ci siamo arrivati a capire che cos'è la cittadinanza a Venezia? Siamo in una terza verosimilmente, perché lo stiamo facendo magari al primo anno in cui abbiamo la classe, se tra biennio e triennio cambia il docente, allora guidiamo il lavoro dei ragazzi. Qui ci sono una serie di affermazioni, alcune sono corrette, altre non sono corrette, altre non sono pertinenti. Allora, sulla base del gioco, completa il testo e poi arricchisci il testo di esempi, perché qualcuno avrà fatto l'apprendista da un saponiere, qualcun altro da un mercante di seta. Ma senti, ma quando eri dal mercante di seta, di preciso che hai fatto? Perché se hai messo la mano nella seta per controllare la qualità, occhio, che diventa un lavoro manuale e tu cittadino te lo scordi. Se invece hai dato solo dei buoni consigli, allora hai lavorato diversamente. Insomma, problematizziamo un po' il concetto di cittadinanza veneziana. A questo punto abbiamo due possibilità. O lavoriamo sulla contestualizzazione o lavoriamo sulla comparazione.
oppure facciamo entrambe. E può essere l'occasione per lavorare magari in una compresenza via video chat con il docente di diritto, se lavoriamo sul piano della comparazione. Per quanto riguarda la contestualizzazione, vi faccio vedere che cosa abbiamo proposto, anche in questo caso sempre l'interazione con il manuale, per quanto riguarda il Mediterraneo. La maggior parte, se non tutte le storie, portano ad interagire con dei mercanti che sono a Costantinopoli e quindi ci muoviamo nell'ambiente mediterraneo. Allora, o forniamo alcuni capitoli o, come prima, partiamo dall'indice, individuiamo i paragrafi che ci interessano e poi ci andiamo a trovare le informazioni. In questo caso la nostra domanda è: ma come interagivano i veneziani nel Mediterraneo? C'erano interazioni pacifiche, c'erano interazioni aggressive. Il nostro manuale, quando parla di interazioni nel Mediterraneo nel XVI secolo, di chi ci parla? Di quali gruppi? Chi se ne avvantaggia di un'interazione dell'altra? E in fondo, quali sono gli eventi che il manuale ci ripete? Capite che questo lavoro, se volete, lo potete fare chiaramente su 2 o 3 manuali riconfrontate, però si può fare tranquillamente anche su uno solo. Io ho scelto un manuale diverso da quello che vi ho fatto vedere prima e ci ho provato e ho scoperto, diciamo, tra virgolette, il mio studente cosa scopre? Beh, che il Mediterraneo del XVI secolo è pieno di interazioni, alcune pacifiche, altre aggressive, alcuni se ne avvantaggiano, altri un pochino meno. Troviamo un po' di date che ci rassicurano, se ne abbiamo bisogno, un po' di eventi di quelli famosi, e nel frattempo con questa scusa ci siamo letti, studiati, analizzati selettivamente tutti e 2 i capitoli. Nel caso, quindi, Mediterraneo, perché decidiamo di muoverci sul livello geografico. Se vogliamo scegliere un fenomeno sociale, ci siamo resi conto che bisogna fare soldi, e che bisogna contribuire alla città, pagare le gravezze, e che se ci si accorge che non le abbiamo pagate sono guai. Andiamo a chiederci quindi l'ambiente socio-economico, e nel XVI secolo uno dei grandi fenomeni sociali è quello dell'aumento della povertà. E allora in questo caso proponiamo un altro tipo di analisi. Vedete, il metodo è sempre lo stesso, ci chiediamo quali sono le cause, chi sono i protagonisti, i poveri. Abbiamo detto cosa vuol dire essere cittadino. Essere povero cosa vuol dire? Se sei povero non puoi essere cittadino, come funziona? Di nuovo andiamo qui a riguardare che cosa dice il nostro manuale, eventualmente per metterlo in discussione. La cosa interessante chiaramente è, già ne abbiamo un po' accennato l'altra volta, sicuramente abbiamo fatto questa esperienza tante volte, quanto possono essere diversi i manuali. Alcuni capitoli di alcuni manuali ci offrono materiali sul quale possiamo lavorare tanto, altri meno. Dipende anche semplicemente, tra virgolette, dal capitolo. Come vedete, in questo secondo capitolo l'analisi della povertà è un'analisi estremamente più approfondita, che fra l'altro ci propone anche delle osservazioni di storia di genere, che analizza tutta una serie di categorie di poveri e a partire dalla quale quindi possiamo fare tutta una riflessione che portiamo avanti. Un altro tema, ora non lo approfondisco, però può essere quello di riflettere sull'aumento demografico, perché Venezia, la questione della cittadinanza veneziana è strettamente legata alle dinamiche migratorie dei lavoratori, soprattutto dei bergamaschi. C'è una storia proprio che ha a che vedere con, cioè, tra le possibilità, quella dei lavoratori bergamaschi, e quindi le dinamiche demografiche sono ovviamente legate alle dinamiche migratorie. Ogni tanto, questa secondo me è una slide di Peer Deck particolarmente utile. Sai dove siamo? Perché Candia, dove sta? Che hai trovato citata nel manuale? Cosa vuol dire Candia in quel momento lì? E Cipro qual è? Allora, posso trascinare, no, non sono, scusate, nella modalità Peer Deck, provatela, potete trascinare le bandierine. Io trovo che sia sempre estremamente utile ogni tanto avere una di queste slide geografiche, giusto per dire Mediterraneo
sappiamo tutti con sicurezza dov'è, magari è scontato, però purtroppo molto spesso non lo è. Un paio di slide per quanto riguarda la via comparativa invece. Se scaricate la presentazione dal link che vi ho dato vedrete che è più ampia, più completa, vi fornisce tutti quanti i link, però il principio più o meno è quello che abbiamo utilizzato prima. Facciamo una prima lettura dei testi per capire quali sono gli elementi fondamentali, quali sono i cambiamenti da un trattato all'altro, e allora scopriremo che la cittadinanza europea è nata come cittadinanza economica nel 1957, una cittadinanza che serve alla mobilità dei lavoratori, e il discorso che potremmo fare sul miracolo economico, anche qui diciamo le connessioni ci permettono di saltare un pochino volendo. A questo punto possiamo però proporre poi ai ragazzi una comparazione con in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e quindi introdurre la questione anche del rapporto tra cittadinanza europea e diritti umani, il che vuol dire porci il problema del passaggio da una cittadinanza appunto strettamente legata alla dimensione cittadina come quella di Venezia, all'elaborazione di una cittadinanza invece su scala nazionale, e all'individuazione di quello sviluppo dei diritti umani come diritti invece universali che appartengono alla persona umana. Alla fine questo laboratorio propone anche alcune riflessioni sui problemi della cittadinanza europea attuale, sulle sue ambiguità, le sue debolezze, sulle quali appunto volendo si può lavorare con il docente di diritto. Io direi che mi fermo, sono le 6:10, quindi abbiamo una ventina di minuti per chiacchierare un po'. Vi ringrazio della pazienza che avete avuto finora. Anch'io ti ringrazio, cioè, a nome di tutti, per questo, anche per questa parte che mi è parsa molto bella. Fa capire che si può anche giocare con la storia. La prossima volta che vedo Anna Bellavitis le dirò di la possibile uso del suo testo. Ci sono domande, Nadia? Sì, la collega Arianna Volpini chiedeva di scrivere qual è, in chat, o di spiegare qual è il programma che avete usato per crearlo, il gioco. Ah sì, allora lo scrivo subito, interrompo la condivisione e vediamo un po'. Allora, interrompo la condivisione, si chiama Twine, ve lo scrivo nella chat e magari ve lo faccio anche vedere. Ok, allora facciamo così. Rispetto a, allora, io adesso nella presentazione che vi ho fatto vedere ho inserito, come avete visto, i link direttamente alle schede giocabili. In realtà, quando si lavora su Twine, eccolo qua, è un programma open source nel quale voi andate a costruire il gioco. Si possono scaricare i file che contengono le storie giocabili di Twine, si modificano attraverso diciamo, il browser, oppure scaricando la versione diciamo, appunto, del programma che vi permette di lavorare offline. La cosa interessante è che invece il gioco sulle migrazioni che hanno fatto le mie colleghe non è disponibile come ve l'ho fatto vedere io, cioè io che cosa ho fatto? Ho caricato i miei file su questa piattaforma gratuita che è Itchy, che è utilizzata per in genere la pubblicazione di giochi da parte dei ragazzi, ad essere sinceri. Invece le colleghe hanno messo a disposizione, vediamo un po', no, ho sbagliato, devo andare un anno indietro. Hanno messo a disposizione, diciamo così, i codici, per quello tranquillamente, se per caso li volete, perché volete modificare le storie di Venezia, ben volentieri. Vedete, se io vado su storie da giocare, ho il rimando ad una cartella Twine dove mi scarico, devo scaricare e salvare sul mio computer il file in formato HTML.
di modo che poi si può aprire da qualunque browser. Quando voi lavorate su Twine e andate a costruire una storia, in sostanza andate, ecco, prendiamo un esempio qualunque, a costruire i vari snodi, le varie possibilità, diciamo così, di interazione, dopodiché scegliete, se volete, l'immagine, il font e quant'altro, e vi scaricate un HTML. L'HTML poi appunto lo aprite su qualunque browser. Chiaramente questo software ovviamente ha tante possibilità che vanno ben oltre, insomma, il discorso nell'utilizzo della storia. Sicuramente si può utilizzare lettere in italiano o per altre attività, ecco. Grazie Lucia. Posso intervenire? Sì, Enrico. Allora, si chiede, non sono domande arrivate direttamente a me, ma ad Antonio che me le ha girate, per cui non so chi scriva. Se si è su G Suite, il componente aggiuntivo Peer Deck non si può attivare se non da parte dell'amministratore. C'è un modo per aggirare l'ostacolo? Direi di entrare con un secondo account, quello privato, in Google, anziché utilizzare l'account della scuola. Voi potete sempre... Allora, condivido lo schermo. Allora, adesso io qui ho un account, d'accordo, che è quello legato a questa mia email. Come vedete qui sotto ne ho altri due, questo è quello legato al, forse il mio personale, e quest'altro è quello della scuola, d'accordo? Sono vari account Google. Se voi passate da uno all'altro vi si apre completamente un'altra finestra del browser. Adesso vi devo condividere l'altra, perché avevo condiviso la finestra di prima. Ecco, vedete, quest'altra finestra riporta un altro account, quindi le mie autorizzazioni chiaramente sono diverse. In questo caso è quello della scuola, dove Peer Deck non dovrebbe essere installato ancora. Ah no, niente, mi dispiace, ce l'ho già installato anche qua. E anche nel terzo account sono sicura, però sì, direi che per aggirare la cosa migliore è chiedete di abilitarvi, altrimenti accedete con un secondo account del quale gestite voi tutte le abilitazioni. Ecco, infatti credo che la seconda questione sia stata posta proprio dalla stessa persona come ulteriore sviluppo, oppure si può creare una presentazione sull'account personale e condividerla o poterla vedere e modificare sull'account G Suite, credo sia istituzionale e credo sia la risposta che hai dato. Sì, poi assieme ai complimenti la richiesta di sapere come si creano le identità del gioco. Come sono state create nello specifico? Allora, nel senso, dal punto di vista, diciamo così, della teoria, della ricerca storiografica, io mi sono basata appunto sui testi di chi è molto più esperto di me e ha dedicato a questo, diciamo, i suoi studi, per cui c'è una ricerca dietro che ho utilizzato in modo tale da creare delle identità credibili. Diciamo, ho pubblicato un breve testo che dà le coordinate fondamentali e lo trovate nella pagina che, diciamo, il link che vi ho dato prima, che c'è in bibliografia, che riporta tutta la bibliografia specialistica, perché, diciamo, il problema che io mi sono posta è se qualcun altro volesse giocare, io ho la fortuna in questo periodo di potermi dedicare tanto a studiare grazie al congedo per il dottorato di ricerca, e quindi ho potuto spendere una parte del mio tempo e della mia passione nello studiare la letteratura secondaria. Se però
il gioco mi piace e lo voglio fare da qui a 2 settimane, a 3 settimane, magari non riesco neanche a reperire tutto il materiale. Quindi ho fatto una sintesi che in bibliografia chiaramente riporta tutti quanti i testi più approfonditi. Però fondamentalmente è quello, cioè, e questo lo dico anche nel caso voleste utilizzare Twine per far creare delle storie. Può essere in quel caso l'attività finale di un laboratorio che voi fate. Selezionate dei documenti, chiaramente come docenti avrete una base molto più ampia dalla quale selezionate dei documenti per i vostri studenti e chiedete loro di creare una storia. Può essere in un certo senso anche una forma di verifica, in quanto il tipo di narrazione basata sul punto di vista, su uno specifico punto di vista. Se noi prendiamo un evento del biennio rosso dal punto di vista di un socialista e dal punto di vista di un fascista, saranno due storie molto diverse. Beh, allora, manuale alla mano, eventuali fonti che abbiamo letto alla mano, prova a creare la storia in 8 passaggi. In questo caso è chiaro che tanto se il ragazzo prima non ha studiato non sa dove andare a cercare le cose. Quindi comunque il lavoro precedente ci deve essere, altrimenti nel tempo che voi gli date non ci sta. Però appunto per distinguere, ecco, quello che è l'utilizzo di fantasia da quello che invece è un utilizzo calato nella didattica, addirittura di verifica, il punto di riferimento è rifarsi alla storiografia e nel limite del possibile alle fonti primarie. Se invece la domanda è dal punto di vista tecnico è molto facile, cioè si va su Twine, una volta che voi aprite la pagina con il doppio clic create il riquadro. Ci sono anche lì tutorial, è sostanzialmente molto semplice. Grazie. E un altro collega, sempre non so dirti chi, ma insomma, chiede se sia possibile far rivedere le funzionalità dell'app Join PT. Sì, assolutamente sì. Scusa, allora mi aggiungo perché un'altra chiedeva le funzionalità di Peer Deck, che sono un po' la stessa cosa, immagino. Scusate, prima che rispondi, piccolo appello, le slide verranno gentilmente date da Lucia Boschetti al termine di questa sessione. Se non avete ricevuto quelle di Brusa, vuol dire che non abbiamo la vostra mail. Per favore, chi non le avesse ricevute scrive in chat ad Antonio nome, cognome e la mail. Grazie. Scusa Lucia. No, ma figurati, ci mancherebbe. Allora, slide vuota. Immaginiamo che io inizio una presentazione da zero, d'accordo? Avete visto, ho semplicemente aggiunto da qua una slide vuota. Che cosa posso fare? Posso decidere direttamente di inserire un certo tipo di attività, per esempio una domanda a scelta multipla. Metto le opzioni e poi mi comparirà, piuttosto che il link a un sito web, oppure l'opzione Draw, che è utile perché in realtà include, come avete visto prima, la possibilità di cliccare per scrivere il testo in un certo punto dell'immagine. Quindi se avete una tabella non vi serve rispondi, scrivi un testo, ma vi serve disegna. È un po' paradossale, però è così. Poi avete tutta una serie di template, di proposta, che si suddividono tra l'inizio della lezione, attività che sono proposte durante la lezione e attività finali. La cosa è molto americana come taglio, per cui se ci siete entrati prima avete visto che all'inizio della lezione chiede anche come ti senti, se di buon umore, di cattivo umore. Allora è ironico, prendiamo con grano salis la cosa, però tutto sommato, se alla fine la lezione allo studente non è piaciuto proprio, ma lui era veramente in una pessima giornata, forse sapere che fosse una pessima giornata male non ci fa. Però ecco, poi insomma prendiamo le cose, ricollochiamole in ambiente continentale, diciamo.
giusto per farvi vedere, per esempio questa, vedete, già costruita come drawing slide, quindi prevede già l'attività di disegno. Perché? Perché in questo modo i ragazzi potranno andare a scrivere sulla colonna 1, sulla colonna 2. Cliccandoci sopra me la importa e io poi cambio il testo come voglio. Se voglio aggiungere altro testo dove non è previsto, faccio come in una slide tradizionale, inserisco la casella di testo e scrivo tutto quello che voglio, d'accordo? Un po' più interessanti sono quelle durante la lezione, perché come potete vedere, diciamo, oltre a poter dare il vero o falso, avete anche, scusate, no, non questa, ma ecco, scusatemi, scendendo giù, avete le attività che sono, diciamo, pensate per sviluppare il pensiero critico. Anche qui, insomma, diciamo, c'è sempre un interesse alla vendita, chiaramente, un po', però vale la pena di valutare. Che cosa connette questi due concetti? Beh, individuare relazioni è una di quelle attività che in storia ci interessano sicuramente, quindi una slide basata sulle connessioni ci può servire. Ovviamente niente vieta che mi va bene creare connessioni, ma non mi piacciono queste due. Beh, me le cancello e me ne creo delle altre, d'accordo? L'interattività rimane la stessa, ma magari io metto uno schema a stella e volendo posso utilizzare anche i diagrammi, ecco, il diagramma, piuttosto che inserire le varie forme, tante quante ritengo che sia opportuno. Considera diversi punti di vista, è un altro, quindi ne avete vari. E in più sotto ci sono delle proposte che, secondo gli ideatori, sono particolarmente adatte a seconda della disciplina. Non sempre, diciamo, sono così vincolanti, però per dire, in social sciences trovate causa ed effetto, trovate valuta, che è estremamente interessante, esprimi una valutazione. Quella che io ho utilizzato sui 3 gruppi, in realtà originariamente, come vedete, è proposta per l'analisi di una fonte. Che tipo di fonte è? E sotto c'è la valutazione, questa fonte mi è utile, è funzionale, c'è la cronologia, se vogliamo lavorare su una cronologia, e ci sono le slide sul cambiamento. Dopodiché ci sono quelle geografiche, che vi ho fatto vedere prima. Ovviamente andiamo a sostituire la mappa con la mappa che ci interessa. È limitato perché vi permette fino ad un massimo di 5 o 6 luoghi, mi pare, contemporaneamente, però tutto sommato ci permette di focalizzare l'attenzione. Ecco, quindi queste sono alcune delle funzionalità. Avete anche le attività finali, che danno anche dei suggerimenti, se volete, relativi alla rielaborazione. Rifletti sull'attività di oggi, quindi una meta riflessione su quello che è stato fatto. E poi, volendo, com'è andata la lezione. E quindi si riconnette all'inizio, come ti sentivi, sviluppa in 1 minuto, quindi ecco, queste sono un po'... se non ci sono altre domande, posso 2 minuti, farei vedere le carte di Scratch. Però... Sono? Sì, un paio di cose. Allora no, rispondiamo. Intanto, se esiste un buon tutorial per Peer Deck. Allora, buono non lo so, però io ne ho fatto uno. Ce ne sono tanti in inglese. Su Historia Ludens, nel link che troverete sulla slide, c'è il tutorial che io ho fatto per il laboratorio di Brusa, che vi spiega come scaricarlo. Sul sito di Peer Deck trovate tutti i loro tutorial, che sono anche molto dettagliati. L'unico limite è che sono in inglese. In italiano non vi saprei consigliare, perché quelli in inglese sono fatti molto bene. Io vi consiglio di seguirli, magari li rallentate, perché sono molto dettagliati, ecco. E poi ancora, come si chiama il componente aggiuntivo? Il componente aggiuntivo, appunto, si chiama Peer Deck. Andando su componenti aggiuntivi, da installa,
Eccolo qua. Ok. Fate la ricerca ed è lui. Bene, grazie. Io non pare di non avere altre domande. E su Facebook non c'è propriamente una domanda, ma diciamo, due puntualizzazioni. Antonio Gasperi si riferisce, immagino, alla parte dell'intervento della dottoressa Boschetti relativa a Venezia, dice l'ex Mercatoria, la commenda nasce proprio a Venezia, e poi aggiunge anche in questo caso c'è una forte connessione col diritto, quindi diciamo così una puntualizzazione sul fatto che c'è anche questo aspetto che potrebbe essere toccato, sviluppato nell'ambito di quel tipo di lavoro, ovviamente. Sì, io ecco, sono molto d'accordo, appunto sicuramente si possono trovare tante interazioni. Io diciamo, lavorando in un liceo ho qualche occasione per lavorare con i colleghi di diritto che però per esempio non fanno molta economia, perché noi abbiamo alcuni docenti di potenziamento, però sicuramente immagino che in un istituto tecnico invece si possa lavorare di più anche sul versante economico, e quanto mai assolutamente benvenuto, senza nessun dubbio. Ecco. Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza, io credo che abbiamo di fronte una sfida, anche un'opportunità, cioè quella di mantenere uno stretto legame con la storia, di contestualizzazione delle norme. D'altro canto, appunto, anche forse uno stimolo a cercare di introdurre delle riflessioni sulla cittadinanza, appunto, magari in chiave comparativa, passando appunto dalla storia moderna a quella contemporanea, avvalendoci della competenza dei colleghi di diritto che possono spiegare gli aspetti appunto più attuali. Di Scratch il gioco è semplicissimo, è quello del mettere in ordine le carte. D'accordo? Non ve lo faccio vedere tanto per il gioco in se stesso. I mazzi che sono stati pubblicati sono mazzi relativi alla storia antichissima e antica, quindi semplicemente si mettono in ordine, o si indovina o si sbaglia l'ordine. L'ho messo a caso, l'ho sbagliato e quindi non ho fatto niente. Mi dice che non va e ci posso riprovare, d'accordo? Quindi serve per, appunto, traspone Anno Domini in digitale. La cosa che però può essere, spero sia interessante anche per chi non ha pratica di programmazione, che Scratch è un linguaggio di programmazione che è stato sviluppato all'MIT per i bambini a partire dai 7 anni. C'è anche una versione dai 5 anni. Permette di lavorare sul pensiero computazionale, quindi di costruire degli algoritmi di pensiero. La cosa credo che possa servire di questo link è il fatto che se voi vi fate una copia del gioco, poi potete andare a cambiare le carte come volete e quindi ad adattarlo a qualunque periodo. Quindi la struttura è già fatta. Un'attività può essere quella di chiedere ai ragazzi di costruire il mazzo, perché chiaramente questo significa individuare gli eventi rilevanti. Lo posso rendere più complesso chiedendo che quando si sceglie il colore, le carte che hanno a che vedere con la storia politica diventino di un colore, le carte che hanno a che vedere con la storia sociale diventino di un altro, e ovviamente è il lavoro di costruzione del mazzo a questo punto a diventare il vero gioco. Poi ci sono i punteggi, ci giochiamo in classe, però il discorso del pensiero che ci sta dietro è sicuramente quello che è più interessante. Ecco. Anche perché mi è capitato insomma di vedere quanto poi nascano delle discussioni molto feconde anche su dove collocare un evento, chiaramente, e quello ci interessa più di tutto, no? Ma è politico, è sociale. Quello che nasce dai ragazzi di Inaspettato da questo punto di vista è estremamente interessante. Le possibilità inoltre, se facciamo questa prova con Scratch, si
espandono, nel senso che in questo caso è stato sviluppato un gioco sul popolamento di un villaggio legato alla crisi del XIV secolo. Più la popolazione aumenta, più ovviamente ad un certo punto lo sfruttamento delle terre marginali crea qualche problema. Sì, ovviamente si deve pagare la rendita, diminuisce il ricavo, e andando sempre più in là si è dissodata una collina, sono morti dei contadini, non basta, la popolazione ha continuato a crescere. Come vedete è stata costruita in questo caso una storiella, no? Varia, è casuale quello che succede, a volte trovano la collina, a volte non trovano la collina, però quando si è esaurita tutta la terra disponibile, che cosa succede? Come si esce da uno squilibrio di popolazione? Dipende, un'opzione può essere aspettare finché una pestilenza, ovviamente sappiamo la tua popolazione è debilitata e quindi ti va piuttosto male. Un'altra opzione è migrare, eccetera, eccetera. Anche qui, al di là del singolo gioco, cosa mi interessa? Mi interessa che per costruirlo è necessario individuare delle variabili. Ora, individuare delle variabili e il loro impatto in una società è un'operazione squisitamente storica. Chiaramente il concetto di variabile ha una funzione all'interno della programmazione, ma una funzione anche all'interno della comprensione di dinamiche politiche, sociali o economiche. Quindi la realizzazione di un giochino come questo in realtà richiede allo studente di andare a individuare quali sono i protagonisti, quali sono le loro relazioni, come si costruisce l'interazione, perché altrimenti, chiaramente essendo un algoritmo è meccanico, no? Se io non descrivo bene le variabili e che cosa ha quale effetto, il gioco si blocca. Questo mi dispiace molto se sono un ragazzo che sta scrivendo il mio giochino e quindi dovrò trovare una soluzione. Vi ringrazio, mi sono presa anche qualche minuto in più, però era per farvi vedere di che cosa parlavamo l'altra volta. Ecco, no, grazie.